Grazie, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua, grazie agli organizzatori e naturalmente alla qualificata platea di questa giornata. Non sto a dilungarmi, cerco di essere veramente corto nel mio intervento, soprattutto perché non voglio fare un'autocelebrazione di quello che è il mondo della pesca, che ormai le abbiamo anche ribadito più volte, ma parto proprio dalle slogan di oggi, che è salviamo la pesca, no? E porto i saluti non solo della mia città di Porto Tolle, ma proprio di quei pescatori, come diceva Giuseppe prima, di quei 1500 addetti, ad esempio, che vanno a vongole tutte le mattine, la metà sono donne. Tra l'altro nella mia città metà dei 1500-800 sono donne che vanno a vongole la mattina alle 5 di mattina in dicembre per prendersi la giornata e ancora oggi lottano per avere un territorio che sia una laguna che sia all'altezza di quelle che sono le aspettative e le economie di un consorzio che fattura milioni di euro ogni anno. Dei miei pescatori che escono in mare che a fatica magari a livello di infrastrutture ancora non hanno la possibilità di uscire ad esempio in sicurezza in mare. E parto da salviamo la pesca perché appunto questo salviamo il lavoro e la sua dignità del lavoro, di quanto è importante per la nostra costa veneta, che collegato a salvare questo lavoro è anche salvare un ambiente, tutelare l'ambiente, non nello specifico di quello che è oggi come i massimi sistemi che si svegliano al mattino e ti impongono ad esempio il SIC marino fuori dalla costa, come è successo proprio anche a noi tra l'Emilia Romagna e a cavallo proprio del delta del Po, dove i massimi sistemi si svegliano al mattino e ti impongono di preservare, come se fosse il pescatore a dover andare ad uccidere il delfino o la tartaruga, ma è proprio la prima sentinella del mare, il primo attenzionato alle attività del mare. Ed è un fattore culturale ed è un fattore soprattutto politico che va comunque attenzionato nei massimi sistemi. Condivido quello che diceva Massimo prima, bisogna passare dalle proteste alle proposte ed è proprio per questo che questi lavori saranno determinanti per quella che è anche la programmazione, come diceva il mio collega qualche istante fa, una programmazione, non farci trovare impreparati ma essere noi a partire all'attacco perché abbiamo questa necessità e la pesca va salvata attraverso questi strumenti, attraverso, come dicevo prima, le infrastrutture. Oggi sarà fondamentale il PNRR, ad esempio, per riuscire anche a spendere questi soldi, perché la mia paura sarà quella che non riusciremo neanche a spenderli. La mia paura è quella che ancora oggi, dopo anni, nonostante spesso anche l'istituzione ci è stata vicina, perché devo dire la Regione, dall'amico Giuseppe prima, ma Cristiano adesso, con tutto il settore, ma ancora oggi come burocrazia siamo attanagliati, ancora oggi non sappiamo come riusciamo a muoverci con sicurezza, ancora oggi per fare uno scavo in laguna servono 10.000 permessi, domande, devi andare in somma urgenza dal prefetto perché altrimenti non puoi uscire perché devi fare il carotaggio, perché non sai come spostare la sabbia, perché comunque in un ambiente, e io vengo dal Delta del Po, dove è un ambiente di pregio, dove è il sito Mabù UNESCO, dove è il Parco regionale del Delta del Po, dove ha sicuramente tutte le attenzioni, ma è lo stesso territorio che per sopravvivere ha la necessità dell'intervento dell'uomo, perché senza l'intervento dell'uomo, senza la vivificazione delle lagune, senza far respirare questo territorio, il territorio viene imbalsamato e muore. Quindi l'opera dell'uomo e della natura deve essere in simbiosi per creare quelle che sono poi le aspettative non solo ambientali ma anche del lavoro stesso dell'uomo. E chiudo con l'appello che abbiamo fatto un po' tutti, che la trafila istituzionale e politica dal nostro governo arrivare all'Europa possa dare ascolto effettivamente a quelle che sono le esigenze, perché oggi il pescatore non è solo il pescatore, è commercialista, è biologo, è dottore, è quasi tutto fuori che pescatore, nonostante abbia fatto in questi anni uno sviluppo non solo sociale ma lavorativo, diventando qualcosa che forse non era più quella che la tradizione vera e propria richiamava del pescatore di una volta. Grazie a tutti e buon lavoro.